Voilà, ciao ragazzi, all'interno del video di oggi vi porto a Bussolengo. Infatti dovete sapere che a Bussolengo, circa 15 minuti da qui, in questo periodo fanno la festa di San Valentino. E oltre a esserci diciamo diverse attrazioni, insomma, e bancarelle, giostre eccetera eccetera, ci sono anche trattori sia d'epoca sia nuovi insomma. E adesso io e il padre stiamo andando a fare un salto e vi racconterò cosa succede all'interno di questo video. La festa di San Valentino è nata circa nel 1700, ma le sue origini probabilmente sono anche precedenti. È nata come fiera del bestiame, veniva fatta in questo periodo qui che era il cambio tra il periodo invernale e quello primaverile, e dove si andava appunto a comprare e vendere il bestiame che veniva poi utilizzato nei campi. Adesso ci sono maggiormente trattori. Aria, ma cosa fai? Ok, siamo arrivati, allora abbiamo lasciato la macchina qua dove abita la nonna, è il 111°. È 45, 3 cilindri come il nostro, vedi? Il nostro è 33. Il fatto stesso, solo che lei è 45. 45 cavalli. La prima volta che vedo, non ho mai visto. Ti sta a dire perché? Che l'aveva dato in prova anche questo là. Che è un po' più potente sta valendo. Questo è il Velic con le rive del Saro. all'L25. Ma che macchina! Com'è che funzionava sta cosa? Da dentro massi del frumento e questo la tirava pure a grande e dopo la buttava la paglia in quell'altra e la faceva le ballette piccole. Tanti rotondi. Davvero lì? Non c'è scritto. Il fanale che la tirai via. E questo motore qui non sia come quello che non sia. Il Kramer K45. I tagliaerba potenti. Lì ti gira. Questi altri tagliaerba. Questo è quello per il vigneto, tipo la spolonatrice, però per tirare La via lavoro l'erba. alla terra. Vedi questa qua, tipo questa qua, più corta la nostra, ma larga stessa. Voleva fare che fa una sponda ma un po' più alta alla nostra. Sai la carrettella? Ma questa? La botte? Ma cos'ha dietro là? Fabian sa. E poi i frutti che sa. Che bello questo qua. Andrebbe bene o no? Questo qua è tipo il fruttetto. Carraro. Tripanetti al Rio, Tripanetti e Ma qua c'è anche Berti. Colonatrice doppia. Quella là andresti più veloce, vai al centro, ti metti lì in un attimo, tagli tutto. pare più piccolo dai video. Mi fatto riconosciuto che sei scritto E di video, teoria della cimatrice. Ma quella sia di fogliatrice anche sta lì?
Ma Questo è il pan dei concime. Butta via, vedi qua. Ma c'era quel che te dice di. quale? Che le butta via lì. Pan di concime a mano. Cioè invece di andare a mano, Questo qua cos'è? Un'estirpatore tipo. andare a ben per forzetto tu. Questo è il sale fruttetto nuovo. 80. Fruttetto 100. Ah già che il fruttetto 100. Fruttetto 105. Ma come fa ad avere 105 cavalli sto qua? Quanto? 105. Il motore di quella è un po' più pompa, gli fa fare 105 cavalli, sempre stesso il motore. Questo cos'è? 100 anche questo. Un po' più grosso però. Sembra della Same. Frecce verticali. Porca che roba. Questo è potente. Bello grosso questo. Quanto è questo? Vedi che hanno solo le marce, prima, seconda, terza, a mano. Questo andrebbe bene. Ma scavatori? Questo qua. E lei? 100, 110 landini. Questo è landini tipo fruttetto però. Questo non è un buttacacche. Un buttacacche. Quello che fanno le cacche delle mucche, le butti nei campi. Questo è il buttacacche. Questo è grosso. Questo qua cosa tiri con questo qua? 314. Fent Vario. Vorrei dire che il vario non rendi mia come quei. Comunque 314 cavalli. Io fare il lavoro. Allora lui è mio zio, viene da Verona. Ciao. Cosa ridi zio? Saluta qua, saluta tutti quanti. Adesso stiamo andando a mangiare dalla nonna e dal nonno che abitano qua. Va bene dai ragazzi, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Nonno! Nonno! Siamo stati lì a San Valentino? A vedere i trattori. Eh sì Ah qua è la nonna che parriccio.